cultura già. Ma se forse su chi conosco bene questa situazione che non è stata mandata studio in 1000 email, sono stata mandata già non solo però assente, guardate bene chi battono un progetto poi a informare sul comitato che interessa pure tutte le aziende che producono in Sardegna. Quindi noi scriviamo mobilitarne solo l'azienda. Questa è una mobilitazione macro. E bisogna decollire sul messaggio che non vestito da suo discorso in questa sala. È inutile che noi non scheremo a sponnere che in tu berritas. Una lotta è fatta dai spazi condivisi. Fino a se spazio condiviso è il minore, diventa potente. Si è condiviso. Si cominciamo a porre schento questi argomenti in gioco, non credo d'accordo, in Gentini, a Sabine, a sapamos pure spazio di divisione che non di condivisione. Allora, forse non rendiamo conto, ma in questa sala oggi è nato un progetto che non è stato mai provato, oppure è stato provato ma non in occasione giusta. Sul nucleare forse è questa occasione giusta. È un spazio condiviso da questo popolo. La guerra contro il nucleare. Quindi in ocche non possiamo azzappare in meta, parisi, che ne fa che distinzione ideologica o di altro tipo. Questa è una lotta che interessa a tutti i popoli sardi. Tutto. Propostas. Le proposte non sono facili, però basta una collaborazione esplicita da parte dei rappresentanti di questa comunità, dei sindaci, che possiamo riconoscere, non riconoscere, io sono indipendentista, non so manco pro un'ungra italiano, però isco pure che io non so pro un'ungra italiano, la maggior parte dei sardi sono in buona percentuale legati a questa terra, cioè sono sindaco del suo PD, sono sindaco del suo PDL, consiglieri comunali, regionali, di vari partiti. Però sono sardi, vivono in sospiro in questa terra, hanno amore pure da questa terra, condividono con me questo amore a questa terra, dobbiamo investire sopra di questi spazi condivisi di amore a questa terra. E poi un'altra novità, questo è il primo referendum di sovrania che si vota in Sardegna. Certo, è successo che è stato dire che il popolo sardo è sclamato a si esprimere sopra di un argomento che può essere di competenza sua che è interferenza che vi lo può in qualche maniera impedire. Per esempio, sopra questa questione San Maddalena, cioè che hanno citato atto, la proposta del referendum, che poi hanno fatto pure ricorso a Suttare, hanno sperdito il ricorso, è vero, ma per quale motivo? In cui impara bitis accordi internazionali del Stato italiano, che è America, e quindi hanno passato sul referendum un anno che noi non possiamo entrare su merito di accordi internazionali segreti, e quindi non è stato al referendum sul referendum sopra del San Maddalena, però intanto la gente che ha firmato, che ha partecipato, in qualche maniera ha dato un contributo a questa cosa di si querer esprimere, di querer scontare, di essere protagonista della indecisione che riguarda questo popolo, questo territorio, questa nazione. Forse è un'occasione. In Catalogna, poco tempo fa, che hanno votato un referendum esplicito su questa indipendenza, però è un referendum auto-organizzato. Hanno partecipato la gente, hanno votato pure su 30 chimbe procenti, insomma, un referendum auto-organizzato. Questo è un referendum istituzionalizzato.
Cioè sul decreto di indizione sul referendum, di approvazione sul referendum è già atto, è già firmato dall'ufficio regionale per il referendum e dall'ufficio di presidenza, quindi non è che non si può non fare. Sul decreto esiste già ed è competenza unica della regione sarda. La legge istitutiva di questo referendum è una legge regionale, non del Stato. Quindi il Stato non lo può bloccare questo referendum. Rientra questa competenza costituzionale del statuto regionale e di autonomia della Sardegna. Quindi il Stato non lo può bloccare. Cioè il referendum quindi ha una più porta. È chiaro che noi dobbiamo arrivare mantenendo questi spazi di condivisione artu ma pure tancato. Guardate bene che se noi cerchiamo della bere a Seolico, a su gas, a Sapa, a industria inquinante, a agricoltura, a tennisco, siamo finiti. Siamo che in tu con casa, ma questa via proviamo a non spondere una berretta su. Proviamo su una via, adesso a spondere una berretta su e camminare tutto il canto su questa berretta. Gari vinghiamo, se no arriviamo a non spartire su per su colore questa berretta, questa non bene e sarà messo bella adesso tua, ma io perché gli aggiungo scuro un'altra. Guardate bene, non è facile a sapere spazio di condivisione che riescono a unire tutto il popolo usato. Forse scusa questa prima occasione, però se il popolo usato ha dato una risposta in questa prima occasione se ne crea un'altra. E questo comitato che nasce toglie può tentare un cammino fino a limitato, arrivata sul traguardo e poi non esiste più. Ma può pure capitare che questa esperienza appada a dello cammino di anche sparis. Cioè, possiamo usare obiettivi diversi, uno può essere indipendentista, uno può essere autonomista, un altro, però caricando del cammino parisi e si strada della dignità e della sovrania di questo popolo, lo possiamo comunque hackere. E tanto cerchiamo di hackere pari questo cammino. Voi si ponete, questa disponibilità del sindaco di questa zona per prestare il territorio alle strutture comunali, pochi organizziamo a scapitosi. Fa qua che abbiamo pubblicato comunicato la disponibilità delle soscanzenecche a fine capitani di essere pronto a partecipare a una eventuale manifestazione centrale che chiaramente non deve essere solo cursa di hackere, andiamo a fare delle proposte, andiamo a riunire sul coordinamento del subcomitato per vedere i tesi potepà, che potrebbe essere una proposta tutta della marcia antinucleare, potrebbe essere una proposta appunto di girare esos comuni, se non possiamo spartire esos comuni, uno ha da fare, basta con un proiettore, un minimo di attrezzatura e si può girare esos comuni. Non sarà scusate l'organizzazione che è presente, potene o quasi su comitato posso sì, oppure fino ad organizzarsi a Sassola, fino a 370 dei comuni, guardate bene che sono malo a cucuzzare, a arrivare a tutto questo comune, poi città si non basta una presentazione solo, in Sassari non basta una presentazione solo, quindi che una produzione in circoscrizione come il minimo, in Cagliari su Matessi, in Quarto su Matessi, quindi hanno bisogno della mobilitazione meta manna.